Siamo preoccupatissimi. La sanità ormai è in allarme rosso e questo governo con questa legge di bilancio firma una condanna per tutti i cittadini che sono in attesa nel pronto soccorso per un esame diagnostico. Siamo al punto più basso della spesa sanitaria negli ultimi 17 anni. E guardate, non c'è prospettiva per quanto riguarda assunzioni di medici e infermieri che servono, e noi siamo al loro fianco nello sciopero annunciato. Arrivano i tagli anche per la scuola, oltre 5.000 posti in organico della scuola vengono tagliati, e poi c'è infine la beffa, 3 euro per le pensioni minime. Veramente un governo inadeguato che i cittadini non meritano. Il Presidente Giorgia Meloni ha parlato del superbonus, sarebbe la colpa di questo non aumento. Giorgia Meloni, quando si tratta dello spot albanese fallimentare sull'immigrazione, dà la colpa ai giudici. Quando si tratta di soldi, non hanno una misura, nulla, dà la colpa a noi che abbiamo finito di governare, lo ricordo, nel febbraio 2021. Quando si tratta adesso dei problemi che stanno avendo col Ministero della Cultura, dà la colpa alla Melandri. Ma io dico, Giorgia Meloni, sono 2 anni che stai governando. Ci sarà un momento in cui inizi ad assumerti la responsabilità per 2 anni di governo. 2 anni di governo dove non sei stata capace di ricavare risorse dalle banche, dall'industria delle armi. 2 anni in cui ormai assistiamo a una crescita dello 0, grazie alle tue misure inesistenti per la crescita e lo sviluppo economico. Sono 2 anni in cui assistiamo a 18-19 mesi consecutivi di calo della produzione industriale su base annua. Ce ne assumeremo prima o poi questa responsabilità o no? Quanto riguarda le priorità per la Liguria e il caso ponente, se la terra è una terra. Sicuramente qui il tema dell'immigrazione è particolarmente sentito, e anche qui però questo governo non può oggi volgersi dall'altro lato. Cioè Giorgia Meloni dovrebbe, per esempio, quando si parla di immigrazione, si parla anche di sensazione e percezione dei cittadini di un'insicurezza diffusa, Giorgia Meloni, piuttosto che spendere 800 milioni e più per uno spot inutile albanese, dovrebbe venire qui come vivono le persone, dovrebbe cercare di capire quali soluzioni si può offrire ai migranti che sono per strada, che non hanno nessuna possibilità, prospettiva, e non vengono assolutamente neppure presi in consegna per le procedure necessarie. Il Parco Roia 20 miglia, braccio, poi, Ma il Parco Roia, noi crediamo che la soluzione migliore sia costruire lo spazio a disposizione amplissimo, un polo tecnologico dedicato alla green economy, alla ricerca, allo sviluppo. Abbiamo anche qui la possibilità di creare una collaborazione fruttuosa tra atenei nostri, italiani e anche francesi, e quindi c'è tutta la possibilità veramente di lanciare questo polo in direzione di uno sviluppo per le start-up, per la green economy.